Cari telespettatori, ben ritornati con noi. Finalmente abbiamo il piacere di riavere qui con noi in studio Daniele Salvagno, ben arrivato, che è presidente del consorzio Veneto DOP Valpollicella. Adesso spiegheremo bene di che cosa si tratta. Stiamo parlando di olio d'oliva, presidente Federdop nazionale, sempre olio, titolare dell'azienda Redoro, famosa produttrice di olio d'oliva nella zona del Garda, del lago di Garda, possiamo dirlo, quindi praticamente individuiamo questo territorio e finalmente riusciamo a trattare l'argomento che interessa moltissime persone trasversalmente, quindi non soltanto gli addetti ai lavori che ci hanno scritto attraverso l'associazione di categoria, ma anche tantissimi cittadini. Parliamo quindi di olio d'oliva e parliamo anche di una sconfitta un po' così è stata recepita da parte del nostro paese, che è un grande produttore di olio d'oliva dopo la Spagna naturalmente, e che ha un olio di alta qualità, che però con l'entrata, con l'accesso consentito all'olio tunisino, 35.000 tonnellate se non erro, all'anno per 2 anni, esatto, ha visto una grande sconfitta, così è stata appunto recepita. E questo provvedimento, ricordiamolo, è stato preso dall'Europa per quale ragione? Lo spieghi meglio lei, che così anche entriamo un po' nel merito per far comprendere tutto, perché i telespettatori vogliono capire bene. Sì, allora... E non so se voi siete stati interpellati, dopo ce lo dirà. Assolutamente no, anche perché Chiaro. altrimenti dicevamo anche la nostra. Il problema è che le produzioni nazionali, quindi l'Italia, si trova a dover combattere con questo lasciapassare di questa miriade di quantità di olio tunisino. 35.000 tonnellate all'anno per 2 anni vuol dire che è un'enormità per i nostri autoconsumi, che abbiamo veramente delle eccellenze sul nostro territorio e non vediamo motivo di far entrare con un diktat della Comunità Europea un olio che non ha niente a che vedere con l'eccellenza italiana, anzi direi che potrebbe dare adito all'occasione fa l'uomo ladro, quindi bisogna completamente separare quelle che è la produzione nazionale e quindi certificata da queste entrate per le grandi multinazionali, direi che perché non ha valore, non c'ha ragione di esistere delle produzioni così. Penso che nessuno lo voglia, nessuno lo vuole consumare, non piace tra l'altro alle nostre popolazioni che conoscono l'olio d'oliva, quindi sicuramente è destinato soprattutto all'estero, dove di olio magari ce ne capiscono un po' meno e può passare anche degli oli così. Questo però ritengo che non sia un buon modo di essere Europa, perché noi siamo visti come il paese che detengono la maggior numero di denominazioni d'origine protette. Vuol dire che siamo la punta di diamante dell'eccellenza italiana nell'Europa. A seguire c'è la Grecia, c'è la Spagna, ma però il continente Italia è quello, il bel paese, è quello visto dal parmigiano reggiano al prosciutto di Parma all'olio extravergine, è veramente, va a creare del contrasto per una produzione standard massimizzata come può essere la Spagna e la Grecia. Quindi il fatto di poter far entrare queste enormità di tonnellate di olio fa un pochino avere i dubbi anche nei consumatori, dico ecco, ma allora chissà che se entra in Italia poi ce lo miscelano, creano delle problematiche. Io direi che al nostro consumatore, insomma, da parte di noi produttori, possiamo dire che possiamo stare tutti tranquilli, perché in Italia abbiamo una sicurezza alimentare che non ha eguali nel mondo, nel senso che abbiamo veramente i NAS, la repressione frodi, il LUS, la forestale, vengono a fare controlli sia in azienda che sugli scaffali, quindi nel momento in cui si posiziona un prodotto su un punto vendita comunque è iper
controllato dalla filiera di partenza all'analisi sul prodotto, anche sullo scaffale stesso. Ecco, io le chiedo questo perché purtroppo quando sono state fatte delle indagini si è scoperto cose che noi umani non volevamo neanche sapere. Certo. Quindi le frodi sono purtroppo nel nostro paese all'ordine del giorno e ci sono aziende anche che abbiamo visto, nomi di prestigio che sono presenti nella grande distribuzione, dove i normali cittadini magari vanno ad approvvigionarsi, dove c'erano veramente dei miscugli anomali e non era un olio quasi neanche ai limiti della commestibilità. Ed è questa la paura che è insorta, perché magari la persona dice sì, se io vado in azienda, vado nella sua azienda, vado lì, sono sicuro che ho una qualità, perché poi lei si espone, insomma, ci mette la sua faccia, cioè, insomma, gioca il tutto per tutto, sarebbe troppo rischioso, ma altri invece no, ed è quello il problema. Persino in regioni dove uno non immaginava potessero esserci degli strani miscugli sono stati scoperti. Allora gli errori ci possono stare. Gli errori ci possono stare, però bisogna stare attenti, soprattutto in questo momento, a leggere bene l'etichetta. Nel senso che cosa bisogna imparare a leggere? Sì, perché dico a maggior ragione, vista che la problematica di questa entrata, bisogna andare a verificare sull'etichetta innanzitutto che ci sia scritto 100% prodotto italiano, e questo di solito è ben scritto, è ben visibile, riporta in etichetta in frontespizio. E poi invece gli oli che invece potrebbero essere miscelati con oli comunitari sono obbligati, magari lo scrivono in piccolo, però prendiamoci gli occhiali, andiamoci a leggere in etichetta e c'è scritto miscela di oli comunitari o provenienti dalla comunità europea oppure extra comunità, quindi extra UE. Per legge sono obbligati questi confezionatori che miscelano questi oli di scriverlo sull'etichetta, e quindi il consumatore basta che legga, capisce se è un olio 100% italiano oppure se è un olio comunitario. Nel momento in cui è comunitario è consapevole anche di comprare un prodotto che può essere miscelato con i vari paesi dell'Europa. Ecco, dove sta adesso a questo punto il problema di questi altri paesi? Allora, tecnicamente per la salute? Ma allora direi che in Italia abbiamo una tecnologia di estrazione dell'olio che non ha eguali, nel senso che abbiamo i marchi più importanti di frantoi proprio che producono le macchine che abbiamo esportato nel mondo. Quindi noi produttori abbiamo adottato una tecnologia che non ha eguali, cioè veramente abbiamo dei frantoi che sembrano delle macchine ad orologeria, come un orologio svizzero, tutto in acciaio, tutto perfetto, tutto pulito. Oggi non si può dire per la Turchia piuttosto che la Tunisia, dove le olive non le raccolgono dalla pianta ma le raccolgono da terra, non hanno la nostra tecnologia. Spieghiamo questo, da noi le olive vengono raccolte dalla pianta, cioè è tradizione che in Italia un frutto prezioso come l'oliva, che sappiamo che ci vuole 10 kg di oliva per fare 1 chilo di olio, non è possibile lasciarlo cadere a terra, è come una mela guasta che cade per terra. E quando vediamo, abbiamo visto più che altro nel sud, questi teli, no, per terra. Sì, ma va benissimo, però sono raccolti dalla pianta, magari con i bastoni, con le pinze meccaniche, e viene raccolto il frutto fresco. Una delle vere ragioni del fare del buon extravergine, che si può fare ovunque nel mondo, l'importante è farlo con delle tecnologie importanti, con un rispetto salutistico del prodotto stesso, perché lo dobbiamo trattare come se fosse una frutta. Cioè, voi avete mai pensato una mela raccolta quando è caduta per terra, che si è ammaccata e diventata nera, e una mela raccolta dalla pianta fresca e mangiata? Questa penso che sia la vera eccellenza, no? Allora io, se un olio lo voglio buono, lo devo raccogliere dalla pianta e molirlo immediatamente. Molirlo cosa vuol dire? Che l'oliva non può rimanere lì una settimana, lasciata venerdì, ma molliamola il lunedì. Non esiste, noi lavoriamo 24 ore, siamo H24, il produttore raccoglie alla mattina, il pomeriggio viene lavorata l'oliva. Immediatamente. Sabato, domenica, sempre, quindi il frantoio deve lavorare in continuazione per poter produrre quello che il frutto sano ti dà. Se io lo lascio ammucchiato o a marcire, non mi darà più un prodotto sano,
ma mi darà un prodotto con un'acidità più elevata, che mi darà dei perossidi elevati. Noi teniamo presente che un olio extravergine nasce a 0,1 di acidità e può arrivare a 0,8 di acidità, come dice la legge, ma tra un 0,1 e 0,2 di acidità e un 0,8 cambia di differenza, e siamo sempre nel comparto dell'extravergine. Sempre nell'extravergine. Ha capito? Quindi veramente abbiamo delle notevoli differenze, ed è lì la vera differenza da essere produttori, raccogliere l'oliva, portarla in frantoio in giornata, confezionare un prodotto sano, integro e genuino e porlo sullo scaffale. Questo nell'eccellenza italiana lo si può avere, a maggior ragione la si può avere nella denominazione d'origine protetta. Ecco, qua entriamo in un altro capitolo, dopo però vorrei che ci soffermassimo bene. Alcuni ci hanno chiesto, ma quando vengono raccolte le olive ci sono anche dei rametti, le foglie che entrano in gioco, come avviene la selezione, il nocciolo, insomma come avviene il processo, per capire bene? Sì, allora tenete presente che un produttore inizia di mattina alle 7, vanno in campagna, stendono queste reti proprio per non avere il contatto del frutto con la terra, lasciano delle reti che sono anche alimentari, si prende queste pinze e comincia la bacchiatura, comincia la raccolta per scuotimento, con le pinze, con la mano, dipende da come uno è ben organizzato. Da lì l'oliva si stacca, viene raccolta, viene messa nei cassoni che si chiamano beans, sono cassette, sono dei contenitori rigidi che ce li abbiamo all'interno dei disciplinari di produzione, perché una volta si utilizzavano i sacchi in juta, ma si è visto che l'oliva si schiaccia, nel momento in cui si schiaccia perde la sua integrità, quindi la cassetta rigida la si porta il prima possibile al frantoio. Questo perché? Perché con minore il tempo dalla raccolta alla lavorazione e minore sarà l'acidità e i perossidi che ci troviamo all'interno dell'olio. Quindi dobbiamo far sì di accelerare questo tempo di raccolta, e poi il frantoio cosa fa? In funzione del grado di maturazione delle olive inizia la lavorazione, lo può lavorare con la macina in pietra che si chiama molitura, lo può lavorare con la frangitura che è un sistema meccanico, ma sempre comunque meccanico è, quindi un'eccellenza italiana di questa tecnologia frantoistica. E dopodiché uno è un po' più dolce, l'altro un po' più fruttato, i due sistemi, e poi si passa all'estrazione. Quando si dice estratto a freddo, che cos'è? È una denominazione che noi produttori scriviamo sulla bottiglia, ma però dobbiamo sottostare a dei rigidi controlli nei quali la temperatura delle gramole nella lavorazione non deve mai superare i 27 gradi di temperatura. 27 gradi, e quindi altrimenti cosa succede? Altrimenti l'olio, se in certi paesi dove non hanno una materia prima costosa, quello che è l'importanza è estrarre tanto olio, allora aumentano le temperature e quindi non si fa più un'estrazione a freddo. Quindi io direi che è fondamentale guardare su un'etichetta se è estratto a freddo, vuol dire che già siamo in presenza di un prodotto che già di suo ha creato una lavorazione rispettosa del prodotto, e poi 100% italiano, perché ci porta ad avere un prodotto che è prodotto da olive italiane, lavorate in Italia e trasformate in Italia. Questa è la garanzia che noi produttori possiamo dare. Altra cosa, sì, prego, finisca pure. Per quanto riguarda invece la denominazione d'origine protetta... No, prima di arrivarci un'altra questione, okay, perché quella è bella grossa e tempo per fortuna ne abbiamo. Sì. Bene. Visto che lei è anche Presidente. Io sempre cercando di rispondere alle domande che c'erano arrivate anche dai nostri telespettatori. Noi comunque viviamo in zone dove questi ulivi molte volte sono limitrofi alle strade, dove c'è traffico, dove c'è inquinamento. E quindi la lavatura dell'oliva avviene, è obbligatoria, anche la preoccupazione di molti, perché dalle analisi di alcuni prodotti, di alcuni oli, sono emersi anche dei contaminanti presenti. Allora, da questo punto di vista cosa si può dire? Allora, siamo in un bel paese, sicuramente abbiamo i servizi, le autostrade, non siamo in un ambiente incontaminato, lo sappiamo, però abbiamo il rispetto del prodotto alimentare, come l'insalata si lava, l'oliva va lavata, quindi l'acqua corrente ce l'abbiamo. Quindi l'oliva va lavata? Va lavata, obbligatoriamente va lavata, ma perché? Perché gli togliamo
evitiamo quella che possono essere dei residui contaminanti dell'atmosfera, quindi il zinco, piombo, rame, cioè ci sono tantissime sostanze anche non dipendenti dal trattamento del singolo produttore, quindi io direi che la prima cosa da fare è togliere le foglie e togliere e fare il lavaggio con le lavatrici. Questo ci permette di avere un prodotto, direi, medicinale, perché diventa un prodotto integro, direttamente raccolto dalla pianta, portato in frantoio, lavorato in giornata. Direi che possiamo stare tranquilli e usare un olio di eccellenza. Però consentitemelo, tutto questo lavoro è un lavoro che ha un determinato costo. Voi solo pensate che ci vogliono 8 kg di oliva per produrre 1 chilo di olio. 8 kg sul nostro territorio, sto parlando del Veneto, e se andiamo nel centro Italia sono sufficienti magari 6 kg, ma non di più. Quindi siamo a livelli quantitativi importanti. Sì, abbiamo delle rese del 12, 13, 15%, quindi non è come una bottiglia di vino che da 1 chilo di uva si fa una bottiglia di vino. Nell'olio ci vuole 8-10 kg di oliva, e sapete quanto è piccola e quanto è difficoltosa raccoglierla, quindi non possiamo pensare quindi di andare a risparmiare o lesinare per una bottiglia di olio. Investiamo sulla bottiglia di olio perché è un valore aggiunto che diamo alla nostra famiglia. Assolutamente. Ecco, questi lavaggi, questi passaggi, questi controlli che vengono fatti, parliamo sempre di aziende serie che spera che possano essere oneste, però qui nel nostro paese c'è sempre questo punto di domanda terribile. Ma all'estero, allora prima passiamo in Europa, la Spagna fa parte della Comunità Europea, certo. L'olio spagnolo ha una produzione enorme, effettivamente non è buono l'olio spagnolo. Quando uno va in Spagna loro consumano tantissimo prodotto interno, effettivamente rispetto a noi hanno un senso del prodotto locale molto molto forte e peraltro molto accessibile anche come prezzi, pur essendo prodotto locale, che da noi invece il contrario costa di più il prodotto interno, cioè quindi dopo vedremo anche capire i costi che avete da sostenere, tasse eccetera. Ma ha delle procedure diverse rispetto all'Italia, pur essendo la Comunità Europea, visto che tutto deve passare attraverso le direttive europee? Allora, come regolamenti siamo uguali, nel senso che come regolamento l'extravergine è extravergine ovunque nel territorio europeo, e gli hanno dato le caratteristiche dal 0,08 di acidità, non deve superare, altrimenti passa di categoria, i perossidi non devono superare i 20, e però teniamo presente che c'è quella voce che è l'acido oleico, che l'acido oleico non sarebbe altro che quanto condisce un olio, quanto insaporisce un olio. Nella nostra penisola il sud Italia può arrivare a 65-68 di acido oleico, nel centro e nord Italia arriviamo a 75-78 di acido oleico. Teniamo presente invece che in Spagna non arrivano ai 55-60, quindi comunque madre natura crea un prodotto diverso. È quindi diverso naturalmente. Perché nel momento in cui un'oliva rende tanto non ha quella concentrazione, quella bontà intrinseca del frutto che offre. È un po' come, se vogliamo fare un paragone, il Valpolicella e l'Amarone. È sempre da stessa uva, da stesso vitigno, ma l'Amarone è più strutturato, è più importante. Ecco, è un po' come l'olio italiano rispetto agli oli comunitari. Quindi caratteristiche morfologiche del territorio, il terreno quanto è importante, ragione per cui... E le varietà. Esatto. Abbiamo la fortuna di avere il più grande numero di varietà autoctone del mondo in Italia, quindi ogni paesino ha una sua caratteristica, e quindi questa unione di profumi ed aromi non ha uguali, e tutti ce lo invidiano. Quello spagnolo con una grossissima produzione, perché sono i primi. Hanno 5 varietà, Picual, Arbequina, Cordobera, in 5 varietà riescono a fare una grande estensione. Non possono avere i profumi, gli aromi che possiamo estrarre
in un'Italia dove contiene 300 varietà autoctone. Quindi ecco, questa è la vera ragione, e anche un po' la morfologia del terreno. Abbiamo la collina, abbiamo la pianura, abbiamo la vicinanza al mare, la vicinanza ai laghi, la composizione del terreno anche stesso. Infatti. Poi ecco, ci sono delle buonissime zone anche nella Spagna, nella zona del Caen. È una zona che io ogni tanto quando vado in vacanza mi vado sempre anch'io a portarmi a casa una bottiglia per assaggiare. Caen si chiama. È una zona dove anche lì gli stessi produttori sono un po' una mini Italia, però anche loro hanno dei costi esorbitanti per raccogliere quelle varietà, perché non si staccano dalla pianta, le devono raccogliere dalla pianta stessa. Quindi sono tutte considerazioni che, con dei cicli di produzione, che bisogna che il consumatore lo sappia. Infatti, e da là arriviamo a vedere anche la qualità, parliamo poi delle DOP e dei prezzi naturalmente, per capire, perché purtroppo è una discriminante anche quella, certo, che va tenuta in conto. Pubblicità, pochi secondi.